Sono da fuori con Ginetto, tanti auguri. Ginetto, tanti auguri! Te lo ricordi? Gli diciamo così, perché il Ganticchio che ogni tanto fa... Allora gli diciamo così perché smorza le candeline, no? Così, no? E mi ha mandato un vocale su WhatsApp, ma non si capiva niente, perché ha detto ciao Dorina, sai visto se siamo... Allora non si capiva niente, ho scritto ascolta Ginetto, porta pazienza, sono a messa, non posso mi ascoltare, scrivimi qua su WhatsApp. Allora mi arriva, ascolta Dorina, scritto, no? No dai scherzo, non l'ha mia scritto. Ascolta Dorina, volevo dimandarti se te venissi a mai fuori con me da Duiglio, mangi poco e spendi bene, no? Come? Mangi poco e spendi bene, l'ha scritto così. Allora ho risposto, ciao Ginetto, ti ringrazio dell'invito, ma purtroppo... Come purtroppo? Purtroppo, ho detto, mi sono rimasti altro che 60 euro della pensione e devo comprarmi le sovraccosce da mettere in terra con le tegoline. Ma no. Però se offri tu vengo volentieri. Certo. PS, ho detto, spero che non sia una cena a lume di candela come l'altra volta, perché sennò bisogna attaccarla anche la candela, perché ogni volta e fa così e aspetto la risposta, non arriva sta mezz'ora, non arriva sta risposta. Sarà offeso, guardo che è scritto Ginetto sta scrivendo, dopo 35 minuti arriva la risposta. E cosa aveva scritto? Va ben col pollice su. Ma no, ma dopo 40 minuti. Non so, forse cercava l'imoticon di quel che suppiano. Comunque dai, le sta una bella seratina. Beh dai, almeno quella, dai. Per fortuna che non garabia i tortellini in broda. Se no Se no io le buttava da paluto. Ecco l'unica roba che ha messo un pochettino a me è spaghetti a carbonara. È perché tu le tirava su, tu le suppiava fuori. E quando ti tiri... Vabbè. Ecco, e sperare prima o poi di cattare l'altra metà del cacco ciucciato.